Ciao, sono Raffaella e queste sono le notizie della Regione Liguria. Continuano i lavori per l'ospedale Felettino della Spezia. La realizzazione è stata definitivamente blindata con la conclusione positiva della procedura del closing finanziario, che accerta la copertura dell'intero fabbisogno necessario, pari a 264 milioni di euro, di cui oltre 45 per il successivo appalto legato ad arredi e attrezzature. Piazza Europa piena per l'evento Italia Donna 1946-2026, organizzato da Regione Liguria con il Comune di La Spezia per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Una serata straordinaria con musica, fuochi d'artificio e il suggestivo videomapping proiettato sulla facciata della Cattedrale di Cristo Re. È online sul sito della Regione Liguria tutta la documentazione relativa al bando 2026 per la concessione di contributi a favore delle associazioni Pro Loco, organizzatrici dei 102 eventi autentici liguri. Le domande devono essere presentate dal 16 al 30 giugno compresi sulla piattaforma sportello online del sito della Regione. Il magistrato Anna Canepa è la terza ospite del podcast di Regione Liguria, La Voce delle Donne, il progetto lanciato per dare spazio a donne che ogni giorno lasciano un segno concreto sul territorio ligure. Trovate la puntata completa sul canale YouTube della Regione Liguria. Sabato 13 e domenica 14 giugno torna la Festa delle Rose di Busalla, l'evento dedicato alla rosa da sciroppo della Valle Scrivia, che celebra la sua 24esima edizione con mercati di prodotti tipici, florivivaismo e giardinaggio, spettacoli, mostre, laboratori, proposte gastronomiche ed eventi diffusi in tutto il paese. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.